Santo, Chiesa di Dio, popolo in festa. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Benvenuti fratelli carissimi a questa celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo che ci ha accompagnato in questa esperienza di pellegrinaggio virtuale. Ho posto sull'altare un cero che arriva da Lourdes, che poi lasceremo alla parrocchia che oggi ci ospita. Fra pochi istanti l'atto penitenziale che siamo invitati a condividere e a ricevere e a vivere soprattutto, lo faremo anche con l'acqua che arriva da Lourdes. Tutti segni che ci vogliono unire in quella dimensione in cui stiamo vivendo il nostro pellegrinaggio. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, sorgente di vita e principio di purificazione, anche l'anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. In questo giorno a Te consacrato, benedici quest'acqua perché diventi segno della Tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a Te con cuore puro per ricevere la Tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza. E vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando della casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse Talità cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Alcune riflessioni, cogliamo alcuni messaggi tra quelli che la parola oggi ci comunica. Il Vangelo ci parla di due situazioni di sofferenza, una di malattia, questa donna che soffre di perdita di sangue, non si capisce, non si sa bene di cosa si tratti, comunque il sangue è la vita le sta sfuggendo un po' alla volta. E la figlia di Gairo che sta morendo, anzi muore. Quindi due situazioni di prova, di tribolazione, di malattia. E partiamo dalla prima lettura. Voi sapete che la prima lettura tratta quasi sempre dell'Antico Testamento, è sempre scelta a partire dal Vangelo, è una specie di commento del Vangelo tratto appunto dall'Antico Testamento o dagli Atti degli Apostoli ma normalmente dall'Antico Testamento. E il brano che è stato scelto quest'oggi, per questa domenica, in cui ci parla di prove che toccano la vita di ogni persona, malattie, disgrazie, morte. E la parola della prima lettura ci dice, attenti un po', non pensate che queste malattie, queste prove siano dei castighi di Dio, mandati da Dio. Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. Già l'Antico Testamento aveva dovuto fare i conti con quanti dicevano, come dicono oggi, è un castigo di Dio, la pandemia. Molti dicono così. Ci sono dei siti in internet che sparano proprio continuamente queste. Oppure a volte quando diciamo è la volontà di Dio, quasi che Dio si divertisse, godesse delle sofferenze della rovina dei viventi. Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi ed infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Perché allora la sofferenza? Perché allora la morte? Dovremmo stare qui molto anche a parlarne. Già l'Antico Testamento dà una spiegazione. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Si potrebbe stare qui a discutere e dire, ma se l'uomo non avesse... Qual è l'invidia del diavolo? Quella che si è manifestata all'inizio, no? Il serpente, tentatore, il divisore, che suggerisce all'uomo, guarda, non sta a fidarti di Dio, perché Dio sembra buono, ma non è buono. Ti ha detto di non mangiare di quell'albero, ma perché è invidioso, mentre era invidioso il divisore. Ecco. E l'uomo, purtroppo, l'uomo e la donna hanno ceduto alle seduzioni del tentatore, del divisore. Diavolo vuol dire divisore. Ecco, e uno potrebbe domandarsi, ma se l'uomo non avesse ceduto, se l'uomo non avesse fatto il primo peccato allontanandosi da Dio, non sarebbe mai morto, sarebbe stato immortale? È difficile pensarlo, dove avremmo messo tutti gli uomini dall'inizio del mondo ad oggi. Probabilmente l'uomo avrebbe, essendo creatura, una creatura limitata, finita, non infinita,
sarebbe nato, cresciuto e sarebbe morto, ma la morte non sarebbe stata quella tragedia che a volte viene sentita, molte volte viene proprio sentita così, una tragedia. Però noi vediamo che chi vive un certo rapporto con il Signore, anche oggi, in un'epoca, in un tempo segnato dal peccato originale, vive la morte in modo diverso. Io ricordo la mia nonna, che era una donna di fede, semplice, sapeva sia no scrivere il suo nome, ma aveva una fede straordinaria. Lei è morta dicendo e ripetendo continuamente un'esclamazione che diceva spesso Signor benedetto. Diceva così, lei è morta ripetendo ininterrottamente Signor benedetto. Me la ricordo per sempre, ma ci sono tante morti che dicono, ecco, questa persona vive la morte come un transito, è un modo di dire dei nostri vecchi quando suonava la campana, dicevano suona il transito, il passaggio, un transito. Se tu vivi in relazione con il Signore, vivi la morte anche non come una tragedia che finisce nel nulla, ma come un transito. Ecco, quindi la morte non è che se la goda Dio della morte dei viventi, la morte è un transito per la vita. Ecco, non è che Dio ti mandi i castighi o altro, Dio è dalla parte di chi soffre invece. Ecco Gesù che si fa volto della misericordia del Padre e che quel Gairo che si butta vieni perché va subito, va. E quella donna che lo tocca guarisce. Dio sta dalla parte della vita. Dio sta dalla parte della vita. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Certo, l'uomo è creatura, non è Dio, però è fatto per Dio. Ecco, quindi un primo messaggio di questa lettura è questo. Certo, ci sono disgrazie, c'è la morte, non te le manda Dio. Dio sta dalla tua parte, da parte di chi soffre, da parte di chi muore e vuole riscattare dalla morte, come abbiamo letto nel versetto. Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Ecco, quindi un messaggio anzitutto di speranza ci viene dalla prima lettura e anche dal Vangelo, ovviamente, in cui Gesù proprio mostra come Dio sta dalla parte di chi soffre, dalla parte di chi muore, per riscattarli dalla morte. Il secondo pensiero ci viene dal comportamento di quei due personaggi che abbiamo visto, la donna e Gairo. La donna abbiamo visto che è una donna che si sente proprio fatto un complimento da Gesù, che dice, abbiamo sentito, donna, la tua fede ti ha salvato. E quella donna dimostra una fede veramente incrollabile. Non solo tocca Gesù, lei non poteva toccare Gesù perché qui aveva quella malattia di perdere sangue e rimaneva impuro, guai che toccasse qualcuno. E lei di nascosto lo tocca sulla fiducia. E quando Gesù si ferma e dice: ma chi mi ha toccato? Ma chi vuoi ti abbia toccato? Tutti ti toccano. No, e lei non si nasconde, non dice no. Va, dice il testo, tremante, la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e disse tutta la verità, sulla fiducia. Quella donna davvero dimostra una grande fiducia, esemplare per la fiducia. E la tua fede ti ha salvato, la tua fede. Gairo, anche lui ha fiducia, anche lui si getta ai piedi di Gesù e dice vieni, dimostra fiducia. Però c'è un certo momento in cui viene tentato di non credere più. Dice qua, no, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? E capita come capita a noi, no? Noi abbiamo fede delle volte, però quando le cose non vanno come speriamo, preghiamo anche, accendiamo una candela, facciamo, però quando le cose non vanno, no, allora ho perso tempo. No. Ecco, anche qui ricordo un fraterello che ho già raccontato molte volte, quando mio papà, io avevo 8 anni, è andato a Lourdes perché aveva un tumore ed è tornato, io ero sicurissimo che sarebbe guarito, e invece è morto un anno dopo, un anno e mezzo dopo. Allora io ho detto, ma allora è stato tutto inutile andare a Lourdes. Vedete, la tentazione di Gairo. Non mi ascolti? Vuol dire che non serve a niente. E mia mamma mi disse, no, non è inutile. Hai visto com'è morto il papà? È morto veramente sereno, rassegnato, con una confidenza estrema nel Signore.
E quindi ecco il secondo messaggio. Il secondo messaggio è quello: Dio sta dalla tua parte, ecco il primo messaggio. Dio sta dalla parte di chi soffre, dalla parte di chi muore, perché non vuole la morte, riscatta dalla morte. Però devi crederci, ecco il secondo messaggio. O più ancora, devi continuare a crederci. Perché credere a volte non è proprio così difficile, no? È come uno che prova tutto, ha provato tutti i medici, e prova anche con Gesù. Il problema è continuare a crederci, perseverare nella fede. E questo è difficile, lo sappiamo anche noi, no? Perché magari non subito si realizza quello che vogliamo o non si realizza proprio e diciamo allora il Signore non mi ascolta. No, non temere, soltanto abbi fede, continua ad aver fede, persevera nella fede. Ecco il secondo messaggio. E c'è un terzo messaggio che riguarda proprio la morte. Arriva nella casa, no? Tutti strepitano. Perché strepitate? Non è morta, dorme. E lo deridevano. Parosemo, è morta, finì o no? Ecco, Gesù dà un messaggio sulla morte. La morte non è l'ultima parola. L'uomo non è fatto per la morte, è fatto per la vita. L'uomo è fatto per la vita. E il Signore riscatta, redime anche dall'ultimo nemico, dall'ultima smentita, la morte, come abbiamo letto nel versetto, che ripeto, che è molto bello, quel versetto del Vangelo, che è sempre quasi la chiave interpretativa delle letture. Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte, morendo. Non ha fatto sparire la morte, l'ha affrontata e attraversata per lui e per noi. Ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore non ha risuscitato tutti i morti in Israele. 3, questa, Lazzaro e quel figlio di una vedova, ricordate, di Naim, ma non ha risuscitato tutti i morti. Ha risuscitato questi morti come segno che Dio non vuole la morte, vuole la vita. E la morte è un transito, un sonno da cui la sua risurrezione ci libera. Ecco quindi il terzo messaggio, un messaggio di speranza. Tu continua ad aver fede, ci dice come secondo messaggio, perché se tu continui ad aver fede sperimenterai davvero la potenza di vita di Gesù, quella potenza di vita che ha risanato la donna che perdeva sangue, cioè perdeva la vita, e che ha fatto risorgere quella bambina morta, era morta. Alzati, il verbo greco significa risorgi, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, diciamo fra poco nel credo. Ecco, Signore, fa che noi abbiamo fede in Te, amante della vita, e non ci perdiamo a pensare Dio castiga di qua, di là, no. Fa che abbiamo fede, è meglio che continuiamo a aver fede. Aiutaci a crescere nella speranza che Tu hai vinto la morte e hai fatto risplendere la vita per mezzo della Tua risurrezione. Credo in un solo Dio. Per mezzo di Lui
Dio non ha creato la morte e non gode della rovina del vivente. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera. Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per il Papa, le sue parole e la solidarietà che concretamente attua nella carità siano sempre secondo la tua volontà. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, nel suo cammino verso di te, conservi piena fiducia nel tuo amore fedele. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i governanti, la giustizia che mettono in atto possono essere segno e strumento del tuo amore fedele per tutte le creature. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per il personale dell'Unitalsi, sappia vivere il suo servizio di sostegno a chi è nel dolore e nella difficoltà, con gesti concreti nella quotidianità. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per coloro che sono nella sofferenza, trovino consolazione nella confidenza con Dio e sollievo nella vicinanza dei fratelli. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte, per Cristo nostro Signore. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creatore. Ecco il nostro niente, prendilo, Signor, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite
l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, dopo aver recitato la grande preghiera eucaristica, uniamo le nostre voci e con fede cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Un segno, una parola, una voce, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore.
è il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Ora i celebranti si recheranno di fronte alla piccola grotta della Madonna di Lourdes, portando questo cero che lasciamo qua. In questo andare saranno proclamate e cantate le litanie dei santi per accompagnare la nostra preghiera. Davanti all'immagine di Maria, insieme reciteremo poi l'affidamento a Maria che tutti avete ricevuto. Al termine, durante il canto finale, saranno distribuite delle piccole medagliette a ricordo di questa esperienza e come impegno di preghiera per la nostra diocesi. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima,
Madre sempre Vergine, Madre senza macchia, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine sapiente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, dimora dello Spirito Santo, dimora colma di gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, Vergine potente contro il male, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, sul cielo, regina del Santo Rosario, regina delle famiglie, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Atto di affidamento a Maria. Insieme. Benedetto sii tu, Dio nostro Padre, per aver creato Maria così bella e di avercela data per madre ai piedi della croce di Gesù. Benedetto sii tu per averci chiamati come Bernardette a vedere Maria nella tua luce e a bere alla sorgente del tuo cuore. Maria, tu conosci i peccati della nostra vita e della vita di tutti. Noi vogliamo affidarci a te oggi totalmente e senza riserve. Rinasceremo con te ogni giorno
per la potenza dello Spirito, e vivremo nella vita di Gesù come piccoli servi dei nostri fratelli. Insegnaci, Maria, a condividere la vita del Signore. Insegnaci sì nel tuo cuore. Prima della benedizione conclusiva, un grande grazie a coloro che hanno ideato e portato a compimento questo pellegrinaggio virtuale che ha coinvolto tante persone, certamente voi che siete qui, eravate settimana scorsa a Santa Maria di Campagna, ma molti altri che hanno seguito attraverso le frequenze di La Tenda TV, che ringrazio vivamente per il suo servizio, hanno seguito questa iniziativa. Ecco, ci auguriamo che l'anno prossimo possiamo andare di persona a Lourdes. A me personalmente, sia l'anno scorso che quest'anno, è molto mancato questo appuntamento e credo a tutti voi. Però l'abbiamo vissuto come meglio abbiamo potuto, confidando nella certezza che Maria è nostra Madre e intercede per noi. E chiediamo a lei, su di noi, tutti che siamo qui, ma anche su tutti i nostri cari, in modo tutto particolare su coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, come abbiamo avuto modo di ascoltare nel Vangelo, chiediamo la sua intercessione materna e la sua preghiera. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Canto è l'ora che pia. È l'ora che pia la squilla fede, le note ci invia per la vederci. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ubil Bernardetta del messo devi, per mano s'affretta al fiume vicin. Ave, un colpo di vento l'annuncio le dà che questo un momento di grazia sarà. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sgranando un rosario si muove la man. Maria dalla grotta la gioia le dà. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
piano